Elisa Borri ha incontrato il dottor Carlo Callegaro, direttore dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici del Veneto. Vediamo. Siamo qui col dottor Carlo Callegaro, buongiorno dottore, direttore della sezione regionale del Veneto dell'ANPEC, è un pedagogista clinico. Che cos'è il pedagogista clinico? Il pedagogista clinico è una figura professionale che si occupa dell'aiuto alla persona in ambito educativo e quindi supporta tutte le persone, dal bambino piccolo all'adolescente, all'adulto fino all'anziano, nel suo percorso di crescita, cercando di aiutarlo a superare quelli che sono i disagi e le difficoltà del vivere quotidiano. Oggi parleremo in particolar modo della figura del bambino, giusto? Quindi, che difficoltà può avere un bambino nella sua fase di crescita? Beh, i principali problemi che un bambino può andare incontro sono l'ambito scolastico, perché la scuola è un momento molto importante, è un momento in cui il bambino investe tutte le sue energie. L'apprendimento è la funzione più complessa dell'essere umano, perché senza apprendimento non c'è sviluppo. Se oggi noi possiamo andare sulla Luna è perché abbiamo imparato tante cose nel corso della nostra evoluzione. Non tutti i bambini però riescono a mettere in campo le loro capacità, le loro strategie per poter imparare. Perché subentrano alcuni meccanismi che sono importanti conoscere e che non riguardano solo il sapere le cose, ma anche meccanismi emotivo-affettivi che è come sta il bambino in classe. Noi possiamo conoscere un bambino, uno studente, se conosciamo la classe e quindi come impara. Quindi si va da uno studio per poi poter intervenire su quelle che sono le difficoltà oggettive. Un'analisi puntuale, precisa, ecco, noi pedagogisti clinici appunto cerchiamo di capire il bambino nel contesto, come sta in classe, come sta a casa, perché l'aspetto della motivazione per esempio è un altro elemento fondamentale, ma la motivazione è anche data dai genitori, a volte sono grandi aspettative da parte dei genitori e queste aspettative diventano uno zaino per il bambino. Diventano pesanti poi. Esatto, molto più pesante che non i libri scolastici. Poi il bambino cresce, inizia a integrarsi in un altro ambito scolastico che è quello magari anche dell'università, delle superiori e l'università. Ecco, lì diciamo che l'aspetto emotivo affettivo è ancora di più importante, perché se il bambino è riuscito a raggiungere un buon livello, a superare una scuola media, a entrare in una scuola secondaria, e lì entrano due cose: l'adolescenza con tutte le dimensioni dell'adolescenza e l'apprendimento. E quindi anche qui armonizzare questi due elementi per far sì che ci sia un apprendimento sereno, perché quello che noi crediamo è la serenità e che si apprende 100 volte di più nella gioia che non nella difficoltà. Ci fa un esempio, così tanto per far capire anche ai nostri telespettatori a casa come intervenite poi nel bambino e nell'adolescente? Vediamo che, esatto, un bambino abbia difficoltà nel momento in cui deve scrivere, ecco, la scrittura è una comunicazione, per cui se anche so scrivere ma faccio fatica a comunicare, è come avere il telefono e non sapere a chi telefonare, e allora a quel punto subentra il percorso per aiutare il bambino a trovare una sua forma espressiva, una sua forma comunicativa, che magari non è necessariamente quella dello scrivere, e allora noi magari lavoriamo con i disegni, lavoriamo con i colori, lavoriamo con una parte più emotiva, ma una volta poi che il bambino si è sbloccato, è in grado di comunicare, allora il passaggio alla scrittura diventa naturale e fluido. Noi ringraziamo il dottor Carlo Callegaro per il suo intervento e ci rivediamo la settimana prossima per un'altra lezione sul pedagogista clinico.